Bene, buonasera a tutti. Mi sentiranno? Buonasera. Buonasera. Sì. Buonasera. Buonasera, buonasera. Mi, Buonasera. mi sentite tutti per ora? Sì, sì, Sì. Oh, bravi, ottimo. Allora, avete passato una buona settimana? Una bella domenica? sì, sì. Ah, bravi, meno male. Siete pronti per un altro giro di Bergamasco? Prontissimi. Prontissimi, ottimo. Allora, vediamo cosa vi ricordate della volta scorsa. Dai, io vedo inquadrato bene Menec e Eccomi qua. Buonasera a tutti. era caro. Chiedo a Menec di farmi un esempio di nome comune, femminile, singolare, concreto. Donna. Perfetto, bravo. Se io volessi cambiare genere, questo è uno di volessi farlo al maschile, è uno di quei nomi che cambia soltanto la desinenza o radice e desinenza? Cambia. Qual è il Se nome dovessi- di donna? non scusi, ho sentito male. Può ripetermi la domanda, per favore? Se io volessi trasformare il nome donna in maschile, Mm. dovrei cambiare soltanto la desinenza oppure la radice e anche la desinenza? La radice è anche la desinenza. Perché il maschile di donna è Nom. om, Om. mia nom, om, Om. nome. Va bene. Mi fa sempre Menec un nome comune, femminile, astratto. Eh, con l'articolo La Sapienza. Va bene, con l'articolo, senza articolo, benissimo, bravo, perfetto. Qualcun altro, vedo la signora Angeretti inquadrata e allora le chiedo, mi faccia un nome comune, femminile, singolare, concreto, che se voglio trasformarlo al maschile devo cambiare soltanto la desinenza, mantenere intatta la radice. È più complicato a dirsi che a farsi. Lo so, però se io dicessi borsetta Mm? diventa bursù, No, perché no? altera il nome, altera il Ah, Borsetta, lo altera in un altro modo, lo mette al maschile ma lo fa diventare anche più grande più e fa un grande. stato accrescitivo. Facciamo una cosa più leggerina. Ecco. Mi vengono in mente che però poi mi trovo che diventa un'altra cosa. Ah, eh, Scarpa diventa scarpucchia, diventa grande, no, non va bene, scarpa. appunto, concreta. Ma mi vengono in mente tutte quelle che alterano la dimensione. Lei è nonna? No, Però se io facessi, non ho capito, scusi. se io facessi nona, Nonna diventa il nono. ecco, e ho cambiato solo la desinenza. Ho lasciato invariata Ah, la. ecco la stessa cosa, zia, zio. Brava. Sceta, scet. Va bene? Chiarissimo, grazie. Bene, bene. Siamo tutti d'accordo? Ci ricordiamo tutti di questa roba? Signora Arianna, che la vedo adesso inquadrata, le chiedo, allora, ci sono dei nomi che si riferiscono in generale agli animali, ma potrebbero anche essere diversi, ma abbiamo parlato soprattutto degli animali, per i quali il nome è uno solo. Per esempio, mi viene in mente la lucertola, la loserta. Come facciamo a capire che si tratta, trasformandolo al maschile, come facciamo a capire che si tratta della lucertola maschio? Come facciamo a esprimere che si tratti di lucertola maschio? Arianna, vedo solo la sua fronte. Arianna, mi sente?
No, non mi ha sentito. Allora vediamo qualcun altro. Signora Anna, mi sente? Sì? Perfetto, è di lei che vedo solo la fronte, ma non fa niente. Ha sentito la richiesta? Allora, sì, penso se me la ripete però gentilmente, perché ero... Ci sono dei nomi, come per esempio quelli degli animali, per cui noi diciamo la luserta e intendiamo sia maschio che femmina. Come faccio a far capire che voglio parlare di una lucertola maschio? Allora, la luserta è la femmina, Va per bene. forza. Però io voglio parlare in questo caso della lucertola maschio. Come faccio? Devo aggiungere all mas della luserta. Brava, meno male, bravissima. Posso chiedere invece, mi scusi, una cosa riguardo all'esempio che ha fatto la signora Angeretti prima, Sì. che ha fatto la borsa o il borsel, non era l'equivalente quindi maschile? No, non è l'equivalente maschile perché comunque, allora, la borsa poteva andare bene per borsetta, borsel, però è Ok, un'altra cosa. Noi quando parliamo di borsa, parliamo della borsa che può essere la borsa della spesa, che può essere la certo, borsa o la borsetta delle donne. Quando parliamo del borsel, ci riferiamo al portamonete. che è un'altra Sono cosa, due cose ok. diverse, capito? Cioè è sempre un derivato, Sì, sì. che poi sia crescitivo con l'esempio che ho fatto prima, però benissimo, grazie. Che vuol dire un'altra cosa, molto Certo. simile, derivata, ma va bene. Posso chiedere una cosa per cortesia, proprio per quanto riguarda il genere di animali? Io era più fuori Bergamo, più in valle, ho sentito l'Elliana lucerta, la lucertù. Sì, per intendere la lucertola grande, Ma però abbiamo non alterato il maschio? nome, l'abbiamo fatto diventare maschile, ma l'abbiamo anche alterato, abbiamo fatto un Alterato. alterato accrescitivo, l'abbiamo accresciuto, perché la stessa persona avrebbe potuto dire la lucertuna. La lucertuna, è vero. Ok, grazie. Prego. Allora, abbiamo detto che i nomi propri, per esempio, di città generalmente sono al femminile, vero? I nomi propri di città. Fatemi una frasetta con un nome di città al maschile, che sono proprio rarissime. Prof, io la sentivo, ma lei no, da Arianna Meazza. Ha chiuso il microfono, forse Arianna, no? Adesso sì, no, prima era aperto. Prima era aperto, ma io non la sentivo, mi dispiace. Vuole farmi lei un esempio, Arianna? Che però ha sempre il microfono chiuso? Adesso è aperto. Ecco, mi sente, Arianna? No, io non la sento. Lei forse mi sente, ma io non la sento. Fa niente. Fa niente, mi spiace, Arianna. Vabbè, se riusciamo a metterci in contatto va bene, se no lei mi segua comunque, che lo so che lo fa. Provo con la signora Alessia. Alessia, mi sente? Eccola, Anna. Alessia, Salve. Sì, lei mi sente? sì. Bene, le chiedevo di farmi una frasetta in dialetto bergamasco con un nome di città utilizzato al maschile. Sono pochissimi, pochissimissimissimi. Ok. Allora, come città, Milano. Meno male. Fare la frase è un attimo un po' più complicato. No, perché? Lo dicono tutti. Quelli che Eh, vengono a Milano dicono tutti. Milà? quello che aveva scritto Lugra Milà. Il Gran Milà, certo, è un grande Milano. E poi tutte le altre, quasi tutte, sono praticamente tutte al femminile. Invece i paesi possono essere al maschile e al femminile. Mi fa una frasetta con un paese al maschile? Eh, un paese maschile. Eh, no, non mi viene. A me ne viene in mente uno solo perché è quello della mia infanzia.
È vicino a San Giovanni Bianco. Ma io non sono bergamasca, quello è il mio problema, che lo sto imparando. Fa niente, allora glielo dico io. Facciamo anche una frasetta. Ando su al Cornell di Tasso. Ok, A Camerata Cornello, al Cornello del Tasso. il cornello di testa. O il Ok. Cornell di Tasso. Ce ne sono anche altri, ma a me viene in mente solo quello lì, perché poi agli altri ci dovrei pensare. Va bene, fa niente. Facciamo un'altra. Oh, bene, bene, bene. Mi fate invece una frase, sempre lei, Alessia, mi fa una frase con un monte al maschile. Ok, un monte al maschile. Il misma. Brava, faccia la frasetta. Oh. Un dom al misma. Un dom al misma, un don se al misma, perché dobbiamo Giusto. capire, quindi se al misma. Il bergamasco, che di solito è talmente stringato e sintetico, in realtà poi quando si tratta di avverbi o in qualche preposizioni, si effonde, ci mette sempre, per esempio, lavare i piatti, l'aso, quindi cioè, ho necessità di metterci un avverbio giù. Sono tante le frasi che potremmo fare, ma è per dire che il bergamasco si effonde, si espande. Va bene. Il nome Nom, chi è che mi risponde? La signora Aurora Fenini. Mi sente? Sì, Sì, ecco, brava. Mi fa un nome, mi dice per esempio la parola nom, che vuol dire nomi, è usata al maschile o al femminile? O si può usare al maschile o al femminile? è maschile. È maschile, va bene. Mi faccia una frasetta con la parola nom? Il mio nome Sì? è Aurora. Benissimo. Signora Angeletti, me la fa lei con nom usato al femminile? Perché si può usare anche al femminile. O il nome della mia sorella è Giuditta. No, l'ha usato al maschile lei. Ah, O il nom. la, no- la nomea, no? La nomea è un'altra cosa. Cosa? E poi non c'è neanche in bergamasco. Sì, io ho un po' del trevigliese anche. Vabbè, certo. Allora, la mia nonna la si chiama. No, cosa c'entra? Non c'è la parola nom. Difficile. Allora l'aiuto. Se io dico ho chiesto a qualcuno il nome di un medico e dico Ima Fac, La nom brava, del Dutour, brava, Cal brava, dei Tali. brava, perfetto, bravissima. Vede che si può usare al femminile il nome no. Provi a farmi un nome con mal usato al femminile. Eh, no, questo no, la Esmal no, non c'entra niente. Deve usare la parola mal al femminile, si può. Al femminile Sì. non diventa mala. No, rimane mal. Rimane mal. No, Esmal, no. Va bene, l'aiuto un pochino. Grazie. È l'articolo indeterminativo öna. Öna. Mm. Una. Adesso sto mettendo insieme l'esperanto. Öna. Mala. No, mala, no, lo lasci mal. Öna, mal. Dell'ostraga. Öna mal dell'ossica. Certo, Che certo. è il cal che questo callo al me fa öna mal. Öna mal. Sì, è vero, l'ho sentito dire altre volte. Certo,
Alma fa sondaggio del dentista, Alma faccia una mal. Non è vero? Sì, 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 è vero. Perfetto. Adesso, amour al femminile. Guardate che è difficile, né? Siete bravi, bravissimi. La mia cagnina, un amour. Sì, ma è un Es- amour, anzi, un amour. amour. No, No. Lei è un amour. un amour, un amour. Una. No, non serve più una. Mi sono persa. Io dico l'amour, la me fa fare chi l'aur. E certo, L'amore mi fa fare certe cose, ma in questo caso la me fa fa. la me fa fa. C'è un bel detto in bergamasco, quando l'amour la ghè, la La gamba. gamba, è certo, quando l'amour laghe è vero. Va bene, bravi, va bene, bravi perché vi siete impegnati. Signor Giorgio, mi sente, signor Giorgio? Avvio il microfono. Buonasera. Buonasera. Lei riusciva a rispondere a tutto, vero? Sì, certamente, una roba. Bravo, meno male. No, se la seguo, e mi scuso un po' per essere mancato 2 o 3 volte, ma per me il lunedì è un giorno un po' bruttino, ma se la seguo è perché ho bisogno di verificare, come le dicevo, di diverse cose. Ecco, Ma io sono molto contenta. e Scherzo. io ne approfitterò, l'avviso, perché un problemino ce l'ho. Va Ma bene. non siamo in tema, per cui non voglio disturbare gli amici. Tutto quello che attiene al dialetto bergamasco e che vi posso chiarire, perché non è che io so tutto, lo faccio molto volentieri, anche se lo sento. D'accordo, però non voglio interromperle la lezione. Non Poi abbiamo neanche cominciato. troveremo Troveremo il momento che mi pare adeguato. Perfetto, va benissimo. Grazie. Ritorniamo alle preposizioni semplici. Quando la preposizione in perde la i. Qualcuno me lo dica, per esempio la signora Carmen. Quando la parola precedente ho sentito C'è la vocale. Finisce per vocale. Per esempio, arde del furen, guardo nel forno. Non dico arde in del furen, dico arde del furen, perché arde finisce con la vocale e. Va bene? Ecco. Quando invece mantiene la i, sempre lei. Quando è preceduta la consonante? Sì, e mi faccio un esempietto. Olfiur? Mm-hmm. Olfiur de... No, Olfiur in... In del vaso? Del vas, va bene, va bene. Ok. Olfiur in del vas. Ardas in des spec. Ce ne sono tante altre, adesso non me ne vengono in mente, ma insomma, quando la parola precedente termina con consonante, noi manteniamo la i, va bene? Bravi. Va bene, dai. Dai. Siete bravi, promossissimi.
Parliamo degli aggettivi qualificativi che avete ricevuto sicuramente. Dov'è la Sara? Non c'è? Sì, c'è. La nostra Sara? Sì, sì, ci sono. Brava Sara, faccia quella che legge. Adesso Ok. Allora, aggettivi qualificativi. Gli aggettivi qualificativi esprimono le qualità del nome e concordano con lui. Chiedo scusa Sara un secondo, riesci a mettermelo? Sì, adesso sto facendo. Così. Intanto lo vedono già per quello. Loro lo vedono, ma io non lo vedo. Così ti passo. Tanto se mi arriva. Vabbè, intanto leggete, che lo so anch'io. Ok. Lega, Sara. Possono precederlo oppure seguirlo. Gli aggettivi qualificativi si presentano sia in italiano che in dialetto con 3 gradi. Positivo, comparativo, superlativo. Perfetto. Positivo. Positivo, bel, söp. No, perché söp, c'è una dieresi lì? Ah no, sop. No, c'è un bel... Sop. Ah, sop. Che Sop, zoppo. 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 Catif, Mm. grand, Mm. sigur, gras, mager. Perfetto. Allora, facciamo una bella frasetta con bel. Go, i bel capelli. Brava, perfetto. Con sop. So diventa sop. Diventa sop, va bene. Con catif. Che la persona le proprie catif. No, Allora è mai femminile. sarebbe catif. Che l'om là, le Che l'on là, le catif. Con grand. Le grand zio. Sì, un po' realista. Va bene. Sigur. So sigur de quel dighe. Brava, perfetto. Con gras. Quel pes de con mangiate l'era gras. Bene, perfetto. Con maghe. O il prosciutto, le proprie maghe. Perché dice prosciutto, lei? Boh, mi viene così. No, No, non so come si dice. Persut. Persut? Ah. Prosciutto è persut. O il prosciutto non esiste. Ah, persut. Non lo sapevo. Ogni tanto mischio bergamasco e italiano. Va bene, non si preoccupi. Comparativo. Allora, comparativo di maggioranza. O il memorus, le più belle del to. Va bene. Di minoranza, o il tomurus, le meno belle del me. Di uguaglianza, o il memorus, le belle come il to. In bergamasco però si preferisce usare la formula compagno. Cioè, o il memurus, le belle compagne del to, perché come è già italianizzarlo. Invece noi utilizziamo compagne. Chiaro? Soltanto per il comparativo di uguaglianza, né? Va bene? Ok. Si preferisce usare compagne, è più bergamasco. Qualcuno che mi faccia qualche frasetta qui, per esempio, vediamo un po'. Fabio Scatena, che io non ho mai sentito. Non ci siamo mai sentiti noi. Mi riesce a fare una frasetta in bergamasco con un comparativo di maggioranza? Aspetta, so delle capenze. Salve, questa è la mia prima lezione perché sono stato incasinato. Va bene, non fa niente. Allora facciamo Fabio l'altro, che non so come si chiama, Fabio Maestri? Ecco. Poi la sento dopo. Sì, sì. Sì. Dai, comparativo di maggioranza, Fabio. Sì. Vedi di o il mio papà le belle come la mia mamma. Ma questo è di uguaglianza. Io ho chiesto di maggioranza. Ah, maggioranza. O il mecca le più belle del to. Va bene, o il mecale più bel del to. Basta con sto bel.
Facciamone un altro di aggettivo. Mi faccio un'altra frase, sempre di maggioranza, ma senza bel. Puoi dire il camo? Ma sì, dica il ca. Il tocca le più brut do quel me. Va bene, o il tocale più brut, più se non è bergamasco. Più brut del me. Va bene. Qualcun altro? Io vedo solo fra. Che volevo un comparativo di minoranza. Me? Fra. Chi è fra? Sì, io? Un comparativo di minoranza. Mia sorella le meno alta di me. È meno olta di me. Perché alta? Me olta. Sì, in Alta. italiano. La mia sorella è meno olta di me. Perché se io utilizzassi più bassa, che comparativo utilizzerei? Le più bassa di me. Così uno di maggioranza. Di maggioranza, brava. E se invece volessi usare il comparativo di uguaglianza, cosa farei? Mia sorella le come me, le alta come me. Io però avevo detto che non era benissimo usare come, ma si preferiva usare? Non so. Compagni, è lì. Allora, compagni. Sì. Gli altri compagni me. Sì. Vero. Lo sento dire dei miei nonni. La mia sorella? La mia sorella le compagni me. No. Le oltre compagni me. Compagni de me. Ok. La mia sorella le compagni. La mia sorella le oltre compagni de me. De me. Non olta, alta. Olta. Va bene. Okay. Sorella le olta compagni de me. Va bene. Qualcun altro? No, sempre lei. Mi faccia un comparativo di maggioranza, senza usare belle, senza usare brut. Ok. Ok. Un lavoro le tanti intensi. Le tanti intensi in estate. Allora, aspetta un attimo. Olaur, che cos'è? Il lavoro. Allora o laura. Perché Laura. Sì. Laur è la cosa. Gokeu laur de dat. Ho qui una cosa da darti. Ma se io voglio intendere il lavoro, devo dire o laura. O laura? Cosa dice? O laura volevo dire il lavoro è tanto intenso in estate. Ma non ci importa questo, perché noi vogliamo un comparativo di maggioranza, quindi devo metterci il più. Ok. O Laura dell'informatica è il più intenso nel mese di settembre. Allora, aspetta un attimo. O Laura dell'informatica, l'è più intenso non esiste, più forte. Cosa è più forte? Okay. È più forte. Più duro, più dur. Ora, più dur. È più dur in del mese di settembre. In mamma mia. del preposizione articolata fatta da di più il, mese, di settembre. Va bene, la frase è bella, ma bisogna farla bene tutta. Allora, o Laura dell'informatica, le più dur in del mese de settembre. Così è corretta. Okay. Va bene. Facciamone una. Voglio sentirne una fatta bene da cima a fondo. Sempre comparativo di maggioranza, sempre lei. Sì.
ho il fior, Sì. le più alte Perché? del Alte. Cos'è alte? alto, no? Le più alto, no? Alto è old. Sì, Old, ok. è la Ho il scala fior, olta o il fiurle è old, perché è maschile. ok. Ho il fiore le più alte del balcone. Lei più old, no, abbiamo fatto un superlativo relativo. È vero. Dobbiamo usare un comparativo di maggioranza, quindi ci deve essere un confronto fra due, non fra molti, fra due. È un Allora, comparativo, quindi dobbiamo fare un paragone. esatto. Allora, ho il fiore le più alte del basilico. Del basilico. O il fiurle è più old del basilico, brava. Va bene, va bene. Ancora una. Posso usare sempre la pianta è la più bella No. no, la pianta è più bella del fiore. La pianta è più bella del fiore, brava. Oh, qui ci siamo, finalmente. Sempre lei, ignoranza. Minoranza. La pianta è l'enino bella del fiore. Sì, va bene. Fantasissima, ma abbiamo capito bene. Vabbè, facciamo anche l'uguaglianza adesso. Sempre La pianta le compagna del fiore. Le compagna bella del fiore. Metta prima l'aggettivo, ha fretta lei. Allora, la pianta, la pianta. Le bella. Le bella. Compagna del fiore. Brava. Oh, la pianta è bella compagna del fiore. Questa è una frase bella, lunga e fatta bene. Brava. Ottimo. Sara, parliamo dei superlativi. Allora, il superlativo. Il superlativo relativo si ottiene con o il più o il meno. Esempi, o il più bravo di Scec, o il più sai di Fradei, la meno svelta di Tete, la meno bella di Sorelli. Volevo chiedere, che differenza c'è tra Tete e Töce? No, È la stessa cosa? Non esiste. Töce non esiste. Ah, non esiste. Non esiste. Esiste touch al maschile, ma che al femminile diventa töte. Ah, io ho sempre detto Töce. No. Ho sbagliato allora, ok. Tete, egal morus. Töte. Ok. Il superlativo assoluto si dovrebbe ottenere aggiungendo il suffisso issem. Ma è un... C'è un accento sulla E? No, No. solo Dov'è? sulla I. Sulla I. Allora, issem. Issem, ok, ma è una forma italianizzata, utilizzabile solo in alcuni sporadici casi, come carissem o ancora meglio lustrissem. Quest'ultimo aggettivo ha finito con l'assumere solo la forma sostantivata e col perdere il grado positivo. Più correttamente, il superlativo assoluto si realizza con un rafforzativo avverbiale. Prope, propementa, tant. Oppure? Andiamo giù. Ah, ok. Esempi, freddissima, proprio fregia, Fredda. buonissimo. C'è una E con un accento aperto. Ah, fregia, buonissimo, propriamente bu. Sì. Bellissima, bella tant. Bene, perfetto. Fermiamoci un attimo, dai. Proviamo a vedere il superlativo relativo. Me la fa lei una frase, Sara? Con un superlativo relativo. Ok. Keltus, le o il più bravo della classe. Brava, perfetto. Relativo, perché si chiamerà relativo? Perché c'è l'articolo davanti. No, sì, va bene, questo perché lo Ok. scriviamo così. Ma perché lo chiamiamo relativo? Perché è relativo a un A contesto. un gruppo, brava, a un contesto, a un gruppo limitato.
Perché se invece io non volessi avere nessun gruppo limitato di riferimento, userei il superlativo assoluto. Bellissimo, bravissimo, intelligentissimo. Non ha paragone con altri. In questo caso è relativo perché ha un paragone con un gruppo. Va bene, qualcun altro che mi faccia, vediamo un po'. Irina, ha voglia Irina di farmi un superlativo relativo? Ci sono. Bravo. Ecco, mi faccia un superlativo relativo. Sono andata a comprare Sono andata a comprare qualcosa. O lui è più caro che Ghera. Brava, bravissima. Non mi viene una cosa maschile. Sono andata a comprare l'olio più caro che Ghera. Quindi nel gruppo degli oli cari, il più caro l'ha comprato lei. Brava. Sì. Non saranno molto contenti i suoi familiari, ma brava. Adesso un superlativo sempre relativo, ma con meno. Sempre lei, Irina. Ho sentito che lei è il suggeritore, vero? Va bene. O il mio home che mi suggerisce ma male, magari. Bene, va bene. O il mio home, lei? Avanti, facciamo con il mio home. Almeno, cioè non ho capito bene almeno. Il superlativo relativo con il meno. Usi pure il mio home, ma se no usi un'altra cosa. Ah, proprio il meno è indicato. No, non mi viene per caso. Allora, alle meno vabbè. Cosa ha detto lui? Le meno? Superficiale. Le meno superficiale di chi? Della peonella. Le meno superficiale della peonella. No, perché lei ha fatto un comparativo di minoranza, ha fatto un paragone fra l'om e la sorella, e sono due. Lui è meno superficiale della sorella, ma io ho bisogno di un superlativo relativo, cioè lui deve essere meno qualcosa di un gruppo di tante persone. Per esempio, se io dico Olmeom, come diceva sua moglie, Olmeom, almeno Cicerù del te ci soffra dei. Vede che io ho fatto un paragone con un gruppo, il gruppo dei fratelli, che sono tutti più chiacchieroni del marito della signora. Ci siamo? Sì. Avete capito bene? Sì. Olmeom? Non era poco. Molto. Sa che non ho capito la frase, mi perdoni. Olmeom è il più brut de tutti. Ah, è il più muto di tutti, cioè quello che parla meno. Va bene. Lei è il più Möt, va bene, ho capito. Qui, almeno qui nella Bergamasca, nel Val Brabant. Sì, va bene. O più Möt de Touch, va bene. Se andiamo nella bassa Bergamasca, l'accento è diverso. E più si va su nella valle, e più duro ancora, diciamo. Ma noi utilizziamo il dialetto della città, perché io non sarei proprio in grado di insegnarvi e nemmeno di parlare in altri dialetti, anche perché io sono di Borgo Palazzo,
basta che vada a seriate e il dialetto non è già più quello. Quindi, esatto. Quindi, e dopo seriate prende già l'accento della Val Cavallina. Certo, o del bresciano, ma certo. Quindi, De Maedar, tutto va bene. Per quello che parlo... Nei paesini a distanza di un paio di chilometri, bravo. Il dialetto cambia. È per quello che io utilizzo solo il dialetto di città. Scusatemi, ma è l'unica cosa che posso fare. Ma è giusto così, è più comprensibile. Grazie, adesso sono più tranquilla, bravissimo, grazie molte. Allora, ascolti, proviamo invece a fare, ecco, abbiamo detto che abbiamo un superlativo assoluto che è lustrissem. Qualcuno è capace di farmi una frase con dentro questa parola? Che cosa vuol dire lustrissem? Lo chiedo a Oscar. Illustrissimo. Illustrissimo, bravo. Mi faccio una frasetta in bergamasco con dentro illustrissem. No, non la sento, ma la sento malissimo e non ho capito. Olduca, smiciatot, le lustissima. Ma non lo utilizziamo più in questo modo, perché non si usa più come aggettivo, è diventato un sostantivo, vede, lo vede scritto lì. Dice, sì. Finisce per utilizzare solo la forma sostantivata e perde il grado positivo, perché il grado positivo, secondo lei, quale sarebbe? Se noi lo potessimo usare, ma non possiamo perché... Quale sarebbe il grado positivo? Non ho capito la domanda. Allora, lustrissem è un superlativo assoluto. Di quale aggettivo? Vediamo se qualcuno ci arriva. Lustre. Brava. Però noi, chi è che mi ha risposto? Anna. Anna, brava Anna. È vero, sarebbe l'öster, ma noi l'öster lo utilizziamo per dire lucido. I scarpe è l'östre, che il fer che è l'öster. E non lo utilizziamo come superlativo assoluto. Come superlativo assoluto lo utilizziamo soltanto come una qualità di una persona che ha questa capacità di essere così importante da essere illustrissimo. Illustrissimo. Quindi facciamo una frase in bergamasco con illustrissimo, con lustrissem. Io non vedo più. Ad esempio l'intestazione lustrissem sur du tour. Brava, brava, lustrissem sur du tour. Al secomode lustrissem. Perfetto. Va bene. Quindi avete capito? Avete capito tutti? Va bene. La nostra Sara aveva detto che il superlativo assoluto si realizza con un rafforzativo avverbiale. Provate a farmi una frase con un superlativo assoluto con uno di questi avverbi. Per esempio, signora Angeretti, che non l'ho torturata abbastanza. Presente. Brava. Mi faccia un superlativo assoluto con uno di questi avverbi. Un superlativo assoluto. Sì. Con questi avverbi che abbiamo, prope, propementa. Una noce propriamente nigra. Brava, ne ha usati due, ne bastava uno. Brava, benissimo. Me lo traduca in italiano. È una notte, ma veramente, veramente buia. Sì. È rafforzativo. Aspetti.
ma in italiano noi possiamo usare bellissima, grandissima, nerissima. Quindi se la dobbiamo tradurre in italiano, utilizziamo il superlativo con issimo, issima, eccetera. Certo, è una notte nerissima, buissima. Bellissimo, va bene, bello questo esempio. Un'altra, dai. Le proprie ira al fa frec. Proprie frec. Proprie frec, oppure tant frec, oppure propriamente frec. Va bene, va benissimo, brava. Sara, andiamo avanti. Ok. Esempi magrissimo, oppure con l'aggiunta di un altro aggettivo. Esempi: magrissimo, mager, impec. Contentissimo, content, contentù. Poverissimo, poer, ispiantat. Va bene. Qualcuno che mi faccia una frasetta con questo superlativo assoluto? Che c'è, le magere impec. Che c'è, le magere impec, benissimo. Magari trovate un altro aggettivo. Dai. Posso? Certo. Tagilama fregia stenka. Brava, bravissima, fregia stenka. Ottimo. Un'altra, dai. Le stanco molto. Brava, le strac mort, perché stanco? Stanco italiano. Strac mort. Va bene. Ne viene in mente un'altra? Magari brutta come il peccato. No, abbiamo aggiunto, abbiamo, ok. abbiamo fatto un comparativo di uguaglianza. Vero. È tanto brutta quanto il peccato. Posso? Sì. Si può utilizzare il rafforzativo. È una brutta, le brutta, bruttenta. Lo mettiamo sotto. Bravo che ci ha anticipato. Andiamo, Mauro. Arriva subito. Non ho avuto l'avviso degli aggettivi. Allora mi dice Mauro che l'ha mandato oggi. Lei ha guardato fra la sua posta? Non mi risponde più. No, non ho guardato, guarderò più tardi. Va bene, eccolo. Grazie comunque. No, niente. È proprio qua. Leggiamolo, Sara, la prego. O ancora raddoppiano l'aggettivo stesso. Esempi: allegrissimo, allegra, alleghe, profondissimo, fond, fond. O infine aggiungendo il suffisso ent, enta. Quindi? Esempi: bruttissima, brutta, bruttenta, marcissimo, mars, marsent, larghissimo. Da dove viene lei, Sara? Da Serina. Ecco perché marsent. No, bisogna allargare le Marsent. Larghissimo, largent. Largent. Noi diciamo che l'ho chiuso. Lo so. Abbiamo finito noi? Abbiamo ancora qualcosa? No? È finito. Bene. Torniamo indietro. Facciamo un po' di esempi, dai. Allora, vediamo di fare il superlativo relativo raddoppiando lo stesso aggettivo. Vediamo, signor Giorgio. Signor Giorgio, mi sente? Mi scusi, non avevo aperto il microfono. Però nel frattempo mi sono perso. Può ripetermi per cortesia? Certo. Allora, le chiedevo una frase con un superlativo assoluto fatto raddoppiando l'aggettivo, mantenendo lo stesso aggettivo
senza Sì. mettere ent. Non mi viene. Ma vanno bene tutti, eh? Sì, vabbè. La metti sul palto, brut, brut. Sì, sì. Bel, bel. E invece lo faccia con... Posso arrivare. Proviamo. Anche o faccio sentir brut brut. Bravo, perfetto. E se invece mettiamo il suffisso ent o enta? Rimangiare la polenta, ma l'era sbroglienta. No, non è un comparativo. Abbiamo bisogno di un È superlativo. un'affermazione, sì, sì. Vabbè, sbroglienta. No, a questo punto sbroglienta lo considera un grado positivo o un grado superlativo? No, è un grado positivo. Se Positivo. non E quindi il superlativo con sbroglienta potrebbe essere più sbrogliente del caffè appena faccio. No, perché è un comparativo di maggioranza. Sì, e lei mi chiedeva, scusi? Io le chiedevo un superlativo assoluto. Super. Quindi praticamente utilizzando la radice dello stesso aggettivo e aggiungendo il suffisso ent. Per esempio, come vede, Mars, Marsent, Sì, l'Arc, sì, sì. l'Argent, non lo so, non me ne viene adesso nessun altro, ma ci possiamo pensare. Non mi viene. E scusi, perché sbroglienta non va bene? Non parli, cioè, per esempio, io dico sbroglieta, non dico sbroglienta. Sbroglienta, ma è molto meglio sbroglieta, appunto, che vuol dire molto calda. Vuole dire molto calda, ma è utilizzato come un aggettivo di grado positivo. Ah, ok. La sbroglieta. La polenta alla sbroglieta vuol dire che è caldissima, ma non è un aggettivo al superlativo. È un aggettivo al grado positivo. La sbroglieta. Così, e poiret potrebbe rientrare? Poiret va bene. Poiret o poiret, ma la stessa sbroglienta potrebbe essere sbroglienta, allora sì, perché usiamo la stessa radice di sbroglieta, ma aggiungiamo il suffisso enta. Allora sì che diventa un superlativo assoluto. Che la polenta che è sbroglienta. Sì. Chiaro? Abbiamo ancora qualcosa? Qualcuno che ha qualche dubbio? Siete tutti bravissimi? Posso... Avanti. Che la padella che le neta ne tenta. Brava, va benissimo. Neta ne tenta. Bravo. Che la pianta che le secca sechenta. Bravo, va bene, sechenta, va bene. Oppure che la pianta che le usando sempre l'aggettivo secca. Secca. Abbiamo già detto sechenta. Adesso facciamo in altro modo. Le secca. Bravo, secca. Oppure Propriamente secca. Propriamente secca. Brava. Bravissimi siete veramente bravi. Che ora abbiamo fatto? 19:25. Bravissimi, abbiamo ancora 5 minuti per perderci in questo
bailame degli aggettivi. Vediamo un po' un comparativo di maggioranza con, lo vedo qui davanti a me, l'aggettivo fond, e chiedo alla signora Marilena Cassi, che non ho sentito. Un comparativo di maggioranza. Sì. Questa stanza è più fonda che l'altra. Che l'altra, molto brava, brava. Comparativo di minoranza. Alessia. Sempre con fond? Sempre con fond, se vuole, ma se no anche un'altra roba. La mia casa? La metà le meno fonda della tua. Sì, non so dove abiti lei, probabilmente all'interno. Perché se andiamo avanti. Stavo pensando al contenuto. Non fa niente, va bene, ma va bene, va bene. Ottimo. Comparativo di uguaglianza. La signora Carmen. Allora, il mio amico è simpatico compagno del to. Brava, ottimo, meno male che hanno utilizzato compagno, bravissimi. Superlativo, relativo, vediamo un po'. Fabio Maestri. Relativo, ne? Fabio, mi sente lei? Fabio non mi sente. Provo con l'altro Fabio, vediamo questo signor Fabio Scatena, che è venuto oggi per la prima volta, povero. Salve. Dai, proviamo a fare un superlativo relativo. Ecco. Prima di tutto mi dica da dove viene lei. No, io sono di Roma, Ah, perfetto. quindi è molto complicata la cosa. E vuole Vasco. Sì, perché sono legato a quei posti. Perfetto, beh, ma è bellissimo questo. Noi Beh, sì, poi a me suona bene, non so, sarà. Ma benissimo, ma sa come questa cosa mi dà una grandissima soddisfazione. Facciamo un superlativo relativo, dai. Cioè, sarebbe a dire? Allora, facciamo una frase, ci sia un superlativo relativo, quindi una comparazione, un Più bello di. No, bello di no, il più bello di. Ah, ok. La faccia pure in italiano, poi la traduciamo. Il più bello del paese abita nell'altro paese. Va bene. Allora, dai, il più bello del paese. Vediamo come possiamo tradurre. Il più bello del paese. Del país. Del país. Abita, noi non utilizziamo il verbo. No, com'è? Sta. Sta. Li sta. Li sta. In che l'oter. In che l'oter paese. Allora, o il più bello del paese, li sta. È il più bello del paese, sta in che l'oter paese. Bravo, bravissimo. Che poi non si capisce perché abbia cambiato casa, il più bello del paese, per andare a abitare. Perché vuol dire che non c'è, che è andato in un altro, che sta in un altro paese. Ecco. Il paese, non c'è. Il più bello del paese sta in un altro paese. Bisogna andare a cercarlo nell'altro paese. Bene, signori, siete stati bravissimi tutti quanti. Noi ci vediamo la prossima settimana, parleremo di pronomi
e poi faremo di nuovo un bel ripasso su tutto, perché poi fra 2 appuntamenti ci focalizzeremo la nostra attenzione sui verbi e lì ci sarà da ridere o da piangere a seconda. Va bene? Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Buonasera.